Peseggia di Scorzè, una ragazza di 32 anni è stata colpita al volto con dell'acido da un uomo che lei non conosce. Le indagini dei carabinieri per individuare l'aggressore. Era a un passo dal completare il suo corso di studi allo UAV. Eleonora Bigon, la studentessa di 22 anni, morta giovedì sera a Borgoricco. L'Ateneo avvierà il percorso per attribuirle una laurea alla memoria. Oltre 30 gradi all'asilo nido, tolti i termometri installati dai genitori per monitorare la temperatura. L'assessore Cantona annuncia un piano strutturale per scuole più confortevoli. La prevenzione come prima arma contro le truffe a Cavallino Treporti. Amministrazione comunale, operatori turistici e forze dell'ordine fanno squadra per informare chi ogni giorno è a contatto con milioni di visitatori. Migliorare il lavoro generando una transizione ecologica giusta è il tema intorno a cui si è svolto il seminario di 2 giorni organizzato da Acli alla Scuola Grande di San Rocco. Il canto di una vita, così Riccardo Cocciante ha definito il concerto che ha emozionato oltre 3.000 persone in Piazza San Marco giovedì sera. Buonasera e benvenuti all'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. A Peseggia di Scorzè una ragazza di 32 anni è stata colpita al volto con dell'acido da un uomo che lei non conosce. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per individuare l'aggressore. Sfregiata al volto con un acido ustionante, una 32enne residente a Mestre era andata a trovare la mamma a Peseggia di Scorzè quando poco prima delle 22, proprio nel momento in cui ha aperto la portiera dell'auto, qualcuno si è avvicinato cogliendola di sorpresa, lanciandole addosso liquido che sembra fosse contenuto in una bottiglietta e provocandole ustioni a collo, braccia e parte del volto. La donna è stata soccorsa in breve dal personale del SUEM 118 e trasportata al pronto soccorso di Mestre per poi essere trasferita al centro Grandi Ustionati di Padova, dove è ricoverata nel reparto di terapia intensiva in gravi condizioni, avendo ustioni sul 18% del corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sotto shock e assistita dai medici, la 32enne non ha potuto raccontare ancora molto ai carabinieri del nucleo provinciale di Venezia intervenuti subito dopo l'episodio, ma avrebbe escluso di essere nel mirino di qualcuno. Tra qualche giorno, quando si sarà ripresa però, i carabinieri torneranno a parlare con lei, perché anche un minimo dettaglio potrebbe essere utile all'identificazione dell'aggressore. Nel frattempo le indagini si stanno concentrando sulle conoscenze della 32enne, persone a lei vicine, colleghi di lavoro, passando al setaccio ogni elemento utile a portare all'identificazione dell'uomo, comprese le telecamere di videosorveglianza della zona, sia pubbliche che private. Vicinanza alla famiglia dal sindaco Mestriner. L'atto di violenza subito dalla nostra giovane concittadina è vergognoso ed inqualificabile. Dobbiamo assolutamente reagire perché una cosa del genere nei centri dei nostri paesi non può assolutamente avvenire. I carabinieri stanno indagando, occorre capire bene le motivazioni. Per come oggi è stata descritta e vissuta, cioè un atto immotivato, inqualificabile, aggiunge gravità a gravità. Siamo vicini alla famiglia, siamo vicini a lei e speriamo davvero che possa guarire completamente da queste ferite che ha dovuto subire. Quindi un grosso abbraccio a lei e un incoraggiamento davvero alle forze dell'ordine, perché come sanno fare e soprattutto come sanno fare i carabinieri di Scorzè, la verità emerga. Le mancava poco per completare il suo percorso di studi allo UAV. Eleonora Bigon, la studentessa di 22 anni, deceduta giovedì sera a Borgoricco in un incidente stradale. L'Ateneo avvierà il percorso per attribuirle una laurea alla memoria. Lei stava completando il suo esame di laurea che avrebbe dovuto discutere a fine luglio, quindi non so se ce la faremo con i tempi, perché comunque sono processi che hanno un loro iter e c'è comunque una burocrazia da sostenere, però ci impegneremo, penso di poter parlare anche a nome dei colleghi che ci impegneremo per farlo, insomma, insieme a tutto l'Ateneo.
Un impegno per Raffaella Fagnoni, la docente dello UAV di Venezia, titolare dell'ultimo insegnamento brillantemente superato da Eleonora Bigon. Aveva sostenuto l'esame proprio con lei giovedì la studentessa di Borgoricco di 22 anni, pronta per laurearsi alla fine di luglio. L'appuntamento con il destino ha fermato il suo cuore a poche centinaia di metri da casa. L'auto ribaltata nel fossato dopo che, per cause ancora tutte da chiarire, aveva finito la sua corsa contro un ponticello di cemento. Una rosa rossa galleggia in quel fossato di via Roma. Eleonora era un tocco di colore con i suoi 22 anni di sogni, di energia e di impegno anche nello studio, come ricorda la docente Fagnoni. Era una ragazza solare, io ho apprezzato proprio il fatto che durante tutto il laboratorio il loro gruppo era sempre il primo a arrivare, l'ultimo a andare via, e hanno affrontato tutto il periodo, anche le difficoltà, anche i momenti più difficili, perché lo sviluppo di un progetto è qualcosa che prende anche molto emotivamente, passionalmente. Io stimolo molto i ragazzi in questo senso, perché comunque dico sempre che loro devono cercare di staccarsi da quello che è, diciamo, una massa, no, di persone più o meno tutte uguali, e cercare di trovare un qualcosa che li faccia volare più in alto. Mentre le indagini condotte dai carabinieri vanno avanti, un piccolo sollievo al dolore infinito della famiglia, degli amici, dei compagni di corso dello UAV e dei suoi docenti potrebbe arrivare da quella loro, il coronamento di un percorso di studi insignito alla memoria di Eleonora Bigon, una giovane brillante studentessa già ammessa, grazie alla sua capacità, al corso di laurea magistrale. C'è stato allarme al petrolchimico di Marghera, in banchina 33, di fronte alla Versalis, dove i vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera per una perdita di propilene dalla nave Tank Gaschem Arctic. Hanno lavorato per ore con operazioni di controllo della fuoriuscita segnalata dai sistemi di sicurezza. La società Versalis ha segnalato emissioni trascurabili e nel corso della notte la perdita di gas è stata eliminata. Ora parliamo del caldo, con in particolare all'interno di alcuni asili nido ha superato i 30 gradi, siamo in comune di Venezia, c'è polemica per il fatto della rimozione di alcuni termometri che erano stati installati dai genitori per misurare la temperatura. Intanto l'assessore Maica Cantone ha annunciato un piano strutturale per scuole più confortevoli, parole al vento secondo la UIL, che ha scritto al prefetto per denunciare la situazione. Noi abbiamo avuto una brutta sorpresa purtroppo in questi giorni. Il termometro con il quale avevamo rilevato i 30 gradi nella stanza dove i bambini svolgono la loro attività tutto il giorno è stato rimosso. Ci è stato detto che poteva essere per un malfunzionamento apparente del termometro, abbiamo provveduto come genitori ad acquistarne uno nuovo, lo abbiamo portato in struttura per poi scoprire il giorno dopo che comunque era stato rimosso. La sala grande in un sottotetto, due pinguini che da soli non riescono a raffreddare la grande stanza dove i bambini piccolissimi dell'asilo nido svolgono le attività e dove alle 8 del mattino il termometro segna già 30 gradi. Quello stesso termometro che è stato fatto togliere perché portato dai genitori, mentre le misurazioni sono consentite solo ad addetti comunali. Peccato però che queste misurazioni non le vediamo, quindi andiamo a chiedere fortemente che vengano effettuate le misurazioni e che si effettuino i lavori durante il periodo di chiusura della struttura, così come fu fatto nel 2022 per dei lavori di ammodernamento dell'impianto elettrico che portarono alla rimozione delle pale a soffitto, anche promettendo una predisposizione per l'impianto di condizionamento fisso di cui poi non si è fatto più nulla. Speriamo tanto di essere ascoltati. Dal Comune infatti la nota in cui viene spiegato che il monitoraggio nelle strutture educative comunali prosegue e proseguirà. Una situazione d'emergenza, quella che sta attraversando Venezia, bollino rosso per le alte temperature insieme ad altre 17 città italiane, ma su cui i genitori dei bimbi non sono d'accordo. Le rappresentanti dei genitori del Nido del Ciliegio ormai sono anni che sottolineano la peculiarità di questa struttura e il fatto che sia una condizione normale e non emergenziale. Risposte immediate per l'emergenza, ha annunciato l'assessora Cantone, e un piano strutturale per scuole più confortevoli ed efficienti. Il sindaco Venturini, a un mese esatto dal suo insediamento, annuncia che entro 5 anni tutte le strutture comunali verranno adeguatamente attrezzate. Caldo che colpisce anche gli stessi lavoratori nelle strutture con mancanza di sicurezza per la salute. La UIL ha inviato una lettera al prefetto. Situazioni paradossali, siamo arrivati a toccare i 40 gradi in una lavanderia
del nido Fiordaliso, siamo arrivati a 40 gradi nel nido Melograno in cucina, siamo arrivati a 38 gradi nella scuola dell'infanzia Volpi e potremmo fare un elenco che non finisce più. Abbiamo chiesto al Comune di Venezia di intervenire e di ridurre l'orario di apertura del servizio, evitando le ore più calde. Da CGIL e CISL invece l'appello affinché l'ordinanza caldo emanata dalla Regione venga realmente applicata. Dalla CISL la denuncia proprio per la scarsa applicazione delle prescrizioni di sicurezza. A fronte di questa situazione i vertici della CISL infatti chiedono interventi strutturali e un immediato cambio di passo. La prevenzione come prima arma contro le truffe a Cavallino Treporti. L'amministrazione comunale, le forze dell'ordine e gli operatori turistici stanno facendo squadra per informare chi quotidianamente ha contatto con migliaia di visitatori. È un incontro dedicato ai raggiri più diffusi, dalle truffe tradizionali ai nuovi pericoli legati all'intelligenza artificiale. La sicurezza parte dalla prevenzione e soprattutto dall'informazione. È questo il messaggio lanciato a Cavallino Treporti durante l'incontro promosso dal Comune con Assocamping e il Consorzio Parco Turistico, che ha riunito amministratori, operatori del turismo e forze dell'ordine. I numeri di Cavallino Treporti sono importanti e quindi nulla deve essere lasciato al caso. Anche in termini di sicurezza tutto viene curato nel minimo dettaglio e questi eventi aiutano a formare il nostro personale proprio per affrontare anche queste dinamiche. Importante l'intervento del comandante della compagnia dei carabinieri di San Donà di Piave, il capitano Nicola Zagaria, che ha illustrato le truffe più diffuse e le strategie per riconoscerle prima che possano colpire cittadini, turisti e imprese. Dalla truffa dell'abbraccio a quella dello specchietto, passando per il falso incidente, il phishing bancario e le finte comunicazioni degli istituti di credito. Ma oggi i rischi arrivano sempre più dal web, con siti clonati, false richieste di pagamento e persino voci riprodotte grazie all'intelligenza artificiale. L'obiettivo è imparare a riconoscere i segnali d'allarme e non lasciarsi condizionare da paura, fretta o senso di urgenza. Ci sono però degli aspetti che devono porci attenzione, anche i piccoli truffe, i piccoli furti, i furti sul territorio, nelle attività ci stanno preoccupando e quindi con i carabinieri cerchiamo di far rete e di far presidio. Ovviamente l'implementazione delle telecamere è l'altro sistema su cui l'amministrazione sta investendo e continueremo sempre di più. Da Cavallino Treporti a Venezia per il seminario di 2 giorni che si è svolto alla Scuola Grande di San Rocco, organizzato da ACLI, un'occasione per parlare di lavoro di qualità anche come arma a difesa della democrazia. Migliorare il lavoro generando una transizione ecologica giusta è il tema intorno a cui si è svolto il seminario di 2 giorni organizzato da ACLI e la Scuola Grande di San Rocco a Venezia. Il primo evento anteprima a cui farà seguito il 57° incontro nazionale di studi delle ACLI, che sarà dedicato proprio al tema lavoro e democrazia. Le persone devono sentirsi realizzate, appagate. Poi il lavoro di qualità è un lavoro ben pagato, ma anche un lavoro di relazione nel quale le persone si spendono, ma soprattutto creano quelle relazioni positive e di impegno per il bene comune. E quello salva la democrazia, è a fondamento della nostra democrazia. L'obiettivo è contribuire alla costruzione di un nuovo patto politico e culturale capace di restituire al lavoro il suo valore umano, sociale e democratico. Abbiamo chiesto ad economisti, esperti di clima, anche attivisti ambientali, anche esperti di comunicazione, di aiutarci a trovare delle nuove narrazioni per parlare di transizione ecologica e lavoro, cioè non vederli come due cose che sono in opposizione tra loro, che si ostacolano a vicenda, ma il contrario. È emerso un quadro, diciamo, di possibilità, cioè noi pensiamo che questa sia una buona pista per lavorare sul futuro. Chiaramente c'è bisogno di una serie di fattori, ci sono anche delle resistenze forti alla transizione ecologica, quindi c'è bisogno di istituzioni che siano in grado di avviare questo percorso, di accompagnarlo, soprattutto nei confronti delle imprese. Le imprese devono trovare utilità nell'avviare la transizione ecologica, non possiamo affidarci solamente a delle norme che chiedono di adeguarsi. Ecco, c'è bisogno che la transizione ecologica diventi un'occasione.
L'appuntamento, cui hanno preso parte anche il presidente della regione Stefani e il sindaco Venturini, è stata l'occasione anche per parlare dei numeri in Veneto. Tendenzialmente il quadro che esce a livello nazionale, abbiamo fatto punto sul Veneto perché siamo qui a Venezia, in questa bellissima realtà. È vero che i redditi da queste parti sono leggermente più alti, ma la dinamica è la stessa. L'aumento del reddito negli ultimi 6 anni non ha retto l'aumento dell'inflazione. Quindi di fatto la persona vede più soldi in busta paga, ma in realtà ha meno capacità di spesa, e questo poi si ripercuote sulle spese verso la famiglia, verso i figli in modo particolare. Canto di una vita, così Riccardo Cocciante ha definito un concerto come quello che ha portato a termine in piazza San Marco a Venezia davanti a oltre 3.000 spettatori. Io non posso stare fermo con le mani nelle mani, tante cose devo fare prima che venga domani. Oltre 3.000 persone hanno riempito piazza San Marco per il concerto di Riccardo Cocciante, che ha ripercorso gli 80 anni dell'artista con canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, pezzi della sua vita, ma anche alcune del nuovo album. È una storia mia di sempre, perché tutte le canzoni non sono di oggi, sono le canzoni sparse nel passato e del presente. Tutto questo si combina, sono sempre io, per questo si chiama Io, Riccardo Cocciante, perché non cerco di essere qualcun altro, sono quello che sono, cerco di vivere il mio tempo, però tutto questo si combina sempre molto bene. Secchi di vernice, coloriamo tutti i muri, case piccoli e palazzi, perché lei ama i colori, raccogliamo tutti i fiori. Per Cocciante, che ha dato il via a grandi live estivi di piazza San Marco, il tempo sembra non essere mai passato, è il potere del palcoscenico, dice. Il palcoscenico completa tutto, perché si sente lo spirito, si sente la carne, si sente proprio la materia uscire fuori dall'anima che si ha dentro. Questo certe volte non si può dire tutto su un disco, è come la trascrizione di uno spartito, dove lo spartito non può dire tutto. L'ultimo ricordo che ha avuto e che ha suonato a piazza San Marco a Venezia è Ennio Morricone. Ennio Morricone, che mi ha accolto in quell'occasione in un modo molto speciale, molto bello, molto, diciamo, con calore. Ecco il cuore. Lo stesso calore che anche lui ha trasmesso con le sue canzoni, unendo più generazioni. C'è un'aurea e bisogna subirlo, ma anche sostenerlo. È bello, però crea qualcosa può creare qualcosa di magico se viene preso bene. Si è aperto a Milano il Summer Festival, il tema di quest'anno, la musica col cuore. Sono attesi Emma, The Colors, Panariello, Elio e le storie tese. Siamo arrivati alla 20ª edizione del Milano Summer Festival, una manifestazione molto importante soprattutto per il sociale. Con una parata di percussioni brasiliane e un flash mob di 100 ballerini si è aperta agli impianti sportivi di Milano la 20ª edizione del Milano Summer Festival. È un traguardo davvero importante per il patron, per Paolo Favaretto. È un traguardo importante per il Summer stesso, però è un traguardo veramente molto importante per la nostra città. Evento che nei suoi 20 anni di storia ha devoluto oltre 250.000 euro a progetti solidali, tra cui la Fondazione Città della Speranza per la ricerca pediatrica. Questo festival ha la presenza di forze dell'ordine tutte le sere, pattuglie presenti, quindi una sicurezza per i ragazzi e una sicurezza per le famiglie. Lo slogan di quest'anno è la musica col cuore. Sul palco, tra gli altri, Ernia, Emma, Elio e le storie tese e i The Colors. E da Milano ci spostiamo al Lido di Venezia per una manifestazione dell'Hockey Club Venezia che aveva l'obiettivo di raccogliere fondi a scopo benefico. Oltre 100 gli atleti protagonisti.
Da 17 anni i campioni del pattinaggio cittadino, ma anche internazionale e mondiale, tornano grandi protagonisti sulla pista delle Quattro Fontane al Lido di Venezia, successo della 17ª edizione del Gran Galà di pattinaggio artistico a rotelle, quest'anno con il titolo Chuck si pattina, un sentito omaggio tra colonne sonore e coreografie ai grandi capolavori del cinema e alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Le 83 atlete talentuose dell'Hockey Club Venezia, dirette da 7 allenatrici e tecnici e affiancate da 12 soci, hanno proposto danze, numeri e balletti su splendide coreografie e mozzafiato che hanno incantato il pubblico. Non è facile, però poi la soddisfazione di vedere le tribune pienissime, la gente felice, i ragazzi, le bambine anche piccolissime, estasiate di aver fatto una serata simile, e io ne sono strafelice. I campioni qui sulla pista del Lido. Certo, li abbiamo portati sempre dalla prima edizione, è un must averli, ed è una cosa bellissima per tutto il pubblico vedere l'evoluzione di questi atleti, che diventano da piccoli, anche loro erano così, ma diventano grandi campioni poi. Le speranze del futuro hanno potuto dialogare artisticamente con i grandi campioni di questa disciplina. C'erano anche il gruppo Division di Portogruaro con 28 pattinatori campioni d'Italia nel 2026. Lo spettacolo aveva anche uno scopo benefico. Sono stati donati alla Città della Speranza di Padova 1.300 euro. Tra i premiati anche il giornalista veneziano, ex di Antenna 3, Luca Ginetto, e ora presidente del Panathon Club Perugia. Tra i presenti, con l'assessore Zuin, il presidente del Consiglio Comunale Matteo Senno, l'assessore Alessandro Scarpamarda, la presidente della municipalità del Lido Pereltina, Marina Faraguna, il presidente del CONI Veneto, Dino Ponchio. Una serata meravigliosa, un pubblico veramente bello. Volevo fare un ringraziamento di cuore al Presidente, ma anche a tutti quanti i volontari, gli allenatori, le signore che stanno dietro per quanto riguarda l'insegnamento sportivo che danno a queste ragazze. Un evento pazzesco, veramente incredibile l'organizzazione, bravissime le pattinatrici, mi sono emozionata, devo dire la verità, tutti bravissimi, per il Lido è veramente glorioso avere un evento del genere. La 33esima edizione del Palio di Trevignano raddoppia su Antenna 3. Questa sera dalle 20:15 in diretta la vincente Palio delle Frazioni, domani dalle 17 sempre in diretta il Palio delle Borgate, preceduto dalla sfilata storica lungo le vie del paese, e a seguire la grande sfida. Vince chi macina più pannocchie e accumula più grano nei sacchi. Il Palio del Batar Panoce in diretta stasera e domani su Antenna 3. E con questo si conclude anche il telegiornale di Venezia. Grazie per averci seguito. Arrivederci.